sia fatto niente. Buongiorno ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Io sono Yuri. Oggi andremo ad Asiago, passeremo dal costo e sono in compagnia di altri due miei amici. Non so se li vedete dallo specchietto, di Samuele con l'Africa Twin e di Roberto con la Brutale 800, di cui ho fatto anche un video test, lo potete vedere, ve lo linko qui in alto a destra. Oggi giornata bella, arriveremo tra 2 ore e 20 circa, perché faremo tutta strada normale, non autostrada, anche se quella ci farebbe risparmiare circa mezz'ora. Per quanto riguarda il meteo, dicono che ci sia bello fino a questa sera, speriamo di non dover tirare fuori l'antipioggia che ho nelle valigie, ma speriamo di tirare fuori il drone. Ci sentiamo dopo, quando iniziano le prime curve del costo. Allora vi aggiorno con la situazione. Manca 37 km, circa un'oretta scarsa, e la montagna è un po' nuvolosa, speriamo che non piova e per ora tutto ok, a parte il traffico intenso di Vicenza, cioè una cosa assurda. Speriamo di non trovare traffico sul passo. A dopo. Bene, siamo arrivati alle prime curve del costo. Una moto ci fa già segno di andare piano, quindi andiamo tranquilli. Ecco i primi tornanti. C'è troppo traffico oggi, c'è troppo traffico. Mettiamo modalità sport. Ecco il famoso sesto tornante. Oggi pieno. Oh, l'altro bar. Sempre che questo viene di moto. Quindi siamo arrivati a Asiago, abbiamo parcheggiato vicino al sacrario militare. Su una moto, Samuele e Roberto. Adesso ci riposiamo un po', poi si vede se andare sul tornante 6 oppure andare direttamente a casa. Adesso si torna a casa. Peccato che il monumento era chiuso, quindi non si poteva entrare. Siamo stati lì al bar vicino, come avete visto.
No, la prima volta che praticamente non c'è nessuno, come si va bene. Sono 19 gradi, sono le 17:12 e si sta anche scaricando la batteria della GoPro. Iniziamo col primo tornante, gli altri sono indietro ma stanno arrivando. Oh, mi sa che è successo qualcosa. Cavoli. Elicottero! Elicottero! Mi sa. Cavoli, no, non queste cose. Ah. Speriamo non sia fatto niente. Sempre prudenza ragazzi, sempre prudenza. Ce la godiamo, però bisogna sempre stare attenti. In teoria il ragazzo era in piedi, era lì in piedi, quindi è solo scivolato in curva. Tornante 6 è sempre magnifico perché c'è pieno di motociclisti, wow. Comunque continuiamo la discesa. Sento già l'affa della pianura e del caldo. Porca. Ecco qui l'ultimo tornante. E anche per oggi può concludersi il giro. Adesso piano piano torneremo a casa. Alla fine del video vedrete il percorso che ho fatto. Spero che questo video vi sia piaciuto. Fatemelo sapere con un like, commentate il video, iscrivetevi al canale. Come al solito noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!